insegnanti, ma non solo. Come sapete non abbiamo potuto replicare le presentazioni che avevamo fatto inizio anno. Io l'ho schiacciato. Avevamo fino a 120 persone in sala, oggi quella stessa sala conterrebbe 30 persone, quindi grazie all'amministrazione, che non finirò mai di ringraziare. Qui c'è la dottoressa Oriana, che è l'assessore alla cultura. Grazie all'amministrazione abbiamo avuto questa sala che può contenere fino a 70 persone su prenotazione, distanziati, e quindi insomma abbiamo dovuto mettere appunto la prenotazione. Però gli altri quelli che hanno il collegamento da remoto, abbiamo dovuto chiedere loro di passare appunto via internet. Allora, la lezione di oggi è la terza delle 9 lezioni che presentiamo nel corso Storia di Vittorio Veneto. Riguarda il pieno medioevo, è piuttosto interessante. Ci sarà prima il professor Dario Canziano dell'Università di Padova, che è alla mia sinistra, che presenterà Impero, Liberi Comuni e Signorie, poi il dottor Massimo della Giustina, il primo qui alla mia destra, con La famiglia da Camino, e poi l'architetto Vedana, qui ancora alla destra, che è un socio anche lui del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, che ci farà vedere i castelli medievali della zona, con delle ricostruzioni fatte proprio da architetto, devo dire, molto belle, molto interessanti. Prima di lasciare la parola al professor Canziano, devo necessariamente dirvi alcune cose sulle misure anti-Covid, perché io ho dovuto firmare come presidente del circolo una dichiarazione di responsabilità e quindi devo condividere con voi queste misure. Allora, vi è stato chiesto di lasciare nome e cognome, e quindi so che l'avete fatto, di utilizzare il gel lavamani in entrata, non spostare le sedie, anche se congiunti, dovete tenere le sedie dove stanno, e tenere la mascherina. Poi non possiamo creare assembramenti, per cui a lezione finita purtroppo non possiamo ammassarci qui, venire a complimentarci con i relatori, perché anche 3-4 persone insieme sono assembramento, quindi purtroppo dobbiamo sfilare fuori a partire dall'ultima fila con ordine, tenendo sempre almeno 1 metro di distanza dalla persona che ci precede. Questo è quanto insomma dovevo dirvi. Dovremmo iscriverci ogni volta allo IAT. Poi per i gruppi come per esempio l'università, il circolo, noi sappiamo chi viene, come il CIF, il Centro Italiano Femminile, e poi vabbè, quelli che sono via Google Meet non c'è problema, però anche il gruppo di Colle, se dovessero tornare, ecco, è bene che si iscrivano nuovamente all'IAT per ogni lezione, perché dobbiamo sempre avere l'elenco aggiornato, il quale deve essere conservato per 14 giorni. Quindi vi chiedo questa cortesia. Ora do lettura del curriculum del professor Canziano, professore di storia medievale all'Università di Padova, entrato in ruolo nel 2001. Oltre alla storia medievale insegna anche storia ambientale, storia economica e sociale del Medioevo. Ha pubblicato libri e saggi di storia del Veneto medievale, in particolare del territorio trevigiano e cenedese e di Padova. Si è occupato anche di storia dell'Adriatico orientale, di storia ambientale con particolare riguardo alle aree umide e di storia militare. È membro del comitato scientifico della rivista Società e Storia, Franco Angeli, e dell'archivio storico cenedese, la rivista qui di Vittorio Veneto. È membro del comitato scientifico della Groupe d'Histoire des Hommes, ho detto mezzi
francese, va bene così, ecco, sì, della Francia. Io adesso passo questo microfono che serve a chi ci segue da remoto e quindi cercherò di mandare in contemporanea alle immagini che vedete voi qui dalla sala, cercherò di mandarle in contemporanea anche a chi ci segue da remoto. Speriamo di farcela, come diceva quel tipo, io speriamo che me la cavo. Allora proviamoci. Allora adesso provo a mandare le immagini. Grazie per avermi invitato e grazie a quelli che sono intervenuti in questa situazione che è una persona qualcosa di surreale, vedervi davanti tutte quelle mascherine è davvero curioso. Non so se forse si sente meglio, giusto? Allora va bene, io vi parlerò dei secoli centrali del Medioevo cenedese. La prima domanda che mi sono posto è: perché studiare Ceneda nel Medioevo? Può sembrare una domanda oziosa, ma non lo è, insomma, effettivamente, nel senso che tutti quanti siamo legati un po' alle nostre aree di provenienza. Io anche sono cenedese di origine, e però forse serve anche magari qualche cosa di più. Allora diciamo che i secoli di cui mi occuperò, che sono il XII e il XIII, sono secoli in cui un po' in tutta Italia si sviluppa una parabola. Questa parabola è una parabola che porta dall'ordinamento del territorio di impronta imperiale, germanica, diciamo così, allo sviluppo dell'ordinamento dei comuni. Questo succede un po' dappertutto, anche nel trevigiano e in parte anche nel cenedese. Nel cenedese però questo avviene secondo delle modalità originali, delle forme, diciamo così, di sviluppo politico differenti, in parte differenti almeno. E questo perché? Questo perché Ceneda è un territorio particolare. Lo vediamo innanzitutto dal punto di vista ambientale e geografico. Il cenedese è un lungo corridoio, compreso tra due fiumi, tra il Piave e la Livenza, a geografia aperta si dice, cioè un territorio che ha da un lato confina col mare e dall'altro confina con le grandi vie di comunicazione che introducono ai settori alpini e quindi poi anche alla Germania, no? Attraverso la Valle Appisina che si congiunge poi con la Valle del Piave. E già questo è un elemento di specificità importante, perché questo fattore comunicativo, cioè questa facilità comunicativa di questo territorio, lo rende appetibile in un periodo in cui le comunicazioni diventano importantissime, perché il XII e il XIII secolo sono secoli di grande sviluppo economico e per sostenere questo sviluppo economico le comunicazioni naturalmente devono essere ottimali. Altro elemento, secondo elemento di specificità, è il fatto che si tratta di un territorio cuscinetto, potremmo dire, tra l'Italia comunale, che è tutta la pianura padana, cioè l'Italia comunale finisce a Ceneda fondamentalmente, finisce col comune di Treviso e col confine del territorio del comune di Treviso, cioè il Piave, e un'altra area che potremmo definirla l'area dei principati vescovili. Rientra in questo secondo spazio tutto il Friuli, che è sottoposto a un principe vescovo, che era il patriarca di Aquileia, e anche i settori alpini, l'area che oggi è il Trentino Alto Adige, quindi il vescovo di Trento, i vescovadi di Feltre e Belluno e anche il vescovo di Ceneda in qualche modo. Il vescovo di Ceneda però, l'episcopato cenedese, ha una sua caratteristica particolare, cioè a differenza della grandissima parte degli altri episcopati, sorge non in una città, sorge in un castello, cioè si è sviluppato a partire da un castello. Questa è una atipicità, perché ovunque in Italia, specialmente in Italia, che era un territorio di città ereditate, diciamo, dalla rete urbana romana fondamentalmente,
c'è una coincidenza molto precisa tra sedi urbane e sedi vescovili. Tant'è vero che nella mentalità medievale non si può parlare di città, civitas, è la parola latina, se non c'è la sede vescovile. Ceneda è un'eccezione. Ma questo perché? Perché Ceneda, l'origine dell'episcopato di Ceneda, come credo saprete se siete qua e siete appassionati un po' di storia cenedese, è particolare, cioè Ceneda eredita la diocesi, l'episcopato di Oderzo, cioè Oderzo è la primigenia sede vescovile del territorio cenedese, che poi sarà cenedese diciamo, e Oderzo viene occupata dai Longobardi alla metà del VII secolo, un po' prima, ma insomma fondamentalmente alla metà del VII secolo. I Longobardi decidono che su Oderzo non si può puntare, quindi la declassano, tolgono l'episcopato a Oderzo e lo spostano a Ceneda. Sapete che su questo si fonda la leggenda del santo patrono della nostra diocesi, no? Di San Tiziano. Qui ho messo una raffigurazione molto nota, insomma, sapete, il corpo di San Tiziano, vescovo di Oderzo, viene conteso a un certo punto tra gli abitanti di Cittanova, quel posto che ancora oggi si chiama così, vicino a San Donà, ultimo baluardo dei bizantini nella pianura veneta, e Ceneda, che era occupata dai Longobardi. C'è tutta la leggenda, no? Per cui il corpo viene prima messo su una barca sulla Livenza, la barca risale miracolosamente controcorrente la Livenza fino a Porto Buffolè. A Porto Buffolè viene sbarcato questo corpo e su suggerimento di un vecchio viene caricato su un carro, aggiogato a dei buoi e lasciati liberi di andare. E poi arrivano a Ceneda, dove il corpo di San Tiziano subito compie dei miracoli, il che voleva dire che il santo là voleva andare, cioè a Ceneda e non a Eraclea. È una leggenda costruita, le fonti più antiche sono del XII secolo, serve per testimoniare che Ceneda, diciamo così, e San Tiziano è un santo longobardo imperiale e non un santo bizantino veneziano. Ecco, qui la disputa si giocava un po' su questo piano. Ecco, a questo punto Ceneda diventa il capoluogo, diventa anche sede di un ducato longobardo. Sapete che i longobardi, quando arrivano in Italia nel VII secolo, alla fine del VI, organizzano tutto il territorio in ducati, no? E i ducati sono i centri amministrativi. Anche qui c'è questa coincidenza tra sede ducale e sede diocesana. Però appunto a Ceneda non c'è una città, c'è un castro, un castello. Il ducato poi, al ducato poi farà seguito in età carolingia il comitato. Ceneda sarà anch'essa sede di comitato, anche se di questi conti di Ceneda in realtà abbiamo pochissime notizie. Allora, dunque, così nasce la diocesi di Ceneda, poi anche ducato e comitato, in un contesto in cui purtroppo mi dispiace la diapositiva perché non si vede niente, cioè è un territorio, diciamo così, che poi in età comunale si trova ai confini di uno spazio che è un mosaico di città-stato, no? Le città-stato comunali. E a Ceneda invece questo precisamente non accade. Nel cenedese non c'è una vera città, in tutto il cenedese ci sono tre fondamentalmente poli territoriali. Uno è Oderzo, che è il polo territoriale antico, uno è Ceneda, che è il polo territoriale, diciamo così, alto medievale, e poi ci sarà Conegliano a partire dal XII secolo. Ciascuno di questi tre poli aggrega una parte del territorio cenedese, senza che nessuno di questi riesca davvero ad avere il controllo su tutto. Questo non accade a Treviso, cioè Treviso, Padova, Vicenza, Verona, fin nel momento in cui diventano sedi comunali, hanno il controllo sull'intero loro territorio di pertinenza. Il territorio cenedese si presenta come una specie di patchwork punteggiato da molte presenze, ciascuna delle quali ha delle ambizioni signorili di governo. Ecco, qui vedete, vi ho messo, anche qua purtroppo i colori sono un po' travisati, insomma. Quindi ci siamo spostati verso il X secolo. Qui avevo messo una cartina dell'impero, no? Formalmente il cenedese, come tutto il nord Italia, fa parte dell'impero germanico, di cui avevo tracciato i confini.
quindi anche se vedete colori diversi considerate che tutta la parte colorata è impero germanico, cioè impero in questo momento governato dagli imperatori della dinastia sassone, gli Ottoni, che dal 960 circa hanno resuscitato, dopo la fine dell'impero carolingio, un impero in Occidente. Formalmente è tutto territorio dell'impero, tutta l'Italia settentrionale dal Tevere in su fa parte dell'impero germanico. L'impero germanico è strutturato secondo un ordinamento preciso, ci sono dei conti e dei vescovi. I conti e i vescovi governano l'uno, diciamo così, il distretto civile, l'altro il distretto religioso. In alcuni casi i vescovi sono investiti di diritti comitali, si dice, cioè diventano conti, e sono i celebri vescovi conti, che però in Italia sono pochissimi. Noi tutti abbiamo studiato nella nostra storia, diciamo così, scolastica, la presenza di questi vescovi conti, e oggi gli storici tendono a dire che per l'Italia questa realtà è quasi inesistente. Sono vescovi conti alcuni vescovi di impronta fortemente germanica, come appunto il patriarca d'Aquileia o il vescovo di Trento. Il vescovo di Ceneda non è tra questi. Il vescovo di Ceneda non ottiene mai l'investitura del titolo di conte, e però è uno di quelli che nel cenedese hanno dei poteri di comando. Lo capiamo da un documento del 1220 in cui il vescovo di Ceneda riunisce tutti i suoi vassalli, e questi vassalli sono 144, cioè un numero davvero molto elevato, e sono distribuiti, dice il documento, tra Ceneda, Conegliano, Serravalle, Oderzo, Belluno. Cioè in tutti questi territori il vescovo di Ceneda possiede dei beni e possiede dei fideles, dei fedeli. E poi il vescovo di Ceneda possiede terre, naturalmente, e castelli. Nel 908 ottiene per esempio l'investitura del castello di Porto Buffolè, che curiosamente torna poi nella leggenda di San Tiziano, forse non così curiosamente, non così casualmente. Nel 962 dagli Ottoni il vescovo di Ceneda riceve l'investitura di diritti regi, cioè di fatto diritti di governo sulla Valsana, sulla Valle del Meschio, sulla stessa Porto Buffolè. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il vescovo è il capo spirituale della diocesi, ma è anche una figura dotata di poteri temporali, che non esercita però su tutto il territorio. Mentre è capo spirituale di tutta la diocesi, i poteri temporali sono esercitati solo in alcune zone della diocesi, in alcune parti della diocesi, e nelle altre questo potere è esercitato da altri. Per rimanere nel campo degli oratores, questi altri sono altri vescovi. Per esempio il patriarca di Aquileia. Il patriarca di Aquileia, grandissimo principe vescovo, ha ad esempio il controllo di San Polo di Piave, e ce l'avrà molto a lungo peraltro. Oppure il vescovo di Belluno. Il vescovo di Belluno nel X secolo si vede riconoscere una serie di diritti di governo sul territorio cenedese, che comprendono ad esempio l'importante castello di Oderzo, che rimarrà la proprietà del vescovo di Belluno fino alla fine del XII secolo di fatto. Vado velocemente. Ancora, oltre che oratores, diciamo così, gente di chiesa, a governare la cenedese ci sono anche i bellatores. Non credo che riusciate a leggere niente, se devo dire la verità, mi dispiace, se sapevo facevo meno scritte e più grandi. Comunque fidatevi, posso dirvi questo. Allora, ci sono i bellatores, cioè i signori della guerra, li avrei soprannominati. E anche qui c'è uno spettro molto ampio di queste figure, no? Prima di tutto ci sono i conti. I conti nel Medioevo sono tali non per ragioni di tipo onorifico, cioè essere investito del titolo di conte voleva dire essere investito di responsabilità di governo, cioè i conti sono i funzionari dell'imperatore, sono coloro a cui l'imperatore ha delegato i propri diritti di governo, i propri diritti pubblici, cioè fare la giustizia, prima cosa, arruolare l'esercito, seconda cosa, riscuotere ogni tanto delle tasse, ma non c'è un sistema fiscale vero e proprio. E in questo territorio è presente certamente la scritta comitale trevigiana, quelli che poi si chiameranno Collalto,
e che in questa fase si chiamano semplicemente conti di Treviso. La stirpe comitale cenedese è molto poco conosciuta, in realtà abbiamo delle emergenze classiche di questi nobili conti di Ceneda e altre stirpi comitali più incerte, per esempio i conti di Colfosco, oppure gli stessi da Camino, che tutti conoscerete come i grandi signori di questo territorio, sulla cui, come dire, adesso ci parlerà poi Massimo più tardi, insomma, quindi forse toccherà anche questo argomento. A volte li troviamo definiti come conti, a volte no. Per capire meglio il ruolo e la funzione di queste stirpi militari farei riferimento a due momenti. Uno è la donazione per il 1120, un conte di Treviso, Rambaldo, il conte Valfredo di Colfosco, il conte Ermanno di Ceneda e Gabriele da Camino, ancora si chiamavano da Montaner, fanno al monastero ospedale di Lovadina sul Piave. Li troviamo tutti e quattro nominati, no? questi esponenti di questa grandi famiglie di militari fondamentalmente. Il secondo momento che sottolineerei è una pace che si è celebrata nel 1147 nella località padovana di Fontaniva. Non è una pace, voglio dire, non è la pace Westfalia, però per i medievisti veneti ha una grande importanza, perché nel 1147 si trovano tutti sul quadro del Brenta di Fontaniva, vicino alla cittadella, per risolvere questioni che avevano coinvolto l'intero Veneto. E ci sono i rappresentanti per ciascun territorio, e anche i rappresentanti dei Celitenses, cioè dei cenedesi, e il rappresentante dei Celitenses, che è Gabriele da Camino, un caminese. Quindi esistono i Celitenses come entità, diciamo così, definita. A rappresentarli c'è un grande signore della guerra, insomma, ecco, non c'è ancora una comunità in grado di esprimere una propria personalità giuridica precisa, no? Ci va il personaggio più importante a trattare con chi? Con i rappresentanti del comune di Padova, con i rappresentanti del comune di Vicenza, no? Per risolvere questo problema. Ancora, tra i signori della guerra nel cenedese ci sono i da Romano, i celeberrimi da Romano, no? A cui apparteneva il famoso famigerato, dipende dai punti di vista, Enzimino III, no? Che hanno ad esempio nel territorio cenedese la gastardia di Fontanelli, come è testimoniato a partire dall'inizio del 200, ma quasi sicuramente anche in precedenza, e che addirittura hanno il titolo di avvocati del patriarca di Aquileia per il territorio compreso tra il Piave e la Livenza. E poi c'è un infinito pulviscolo signorile, al di sotto, diciamo, di questi livelli molto alti, fatto di signori di castello che derivano il loro nome dal castello che controllano. E allora qua abbiamo i da Marco Rago, i da Scomivo, i da Bagnolo, i della Fratta, i da Formaniga, tutti i nomi che conoscete, che chi sta qua se non conosce bene. I da San Martino di Colle, i da Vazzola, i da Feletto, i da Collalbrigo, una congerie di figure, diciamo così, di cavalieri, potremmo definirli così, cioè persone dedite per lo più all'arte della guerra e che quasi tutti possedevano un castello, un castelletto da cui esercitavano dei diritti che oggi definiremo diritti sovrani, diritti pubblici. Questo è il quadro, come vedete, ma molto frantumato. Vescovi, non solo il vescovo di Ceneda ma anche altri, grandi militari, ognuno controlla un pezzetto, no? Ha giurisdizione su un pezzetto del territorio. E soprattutto la cappa, diciamo così, la cornice che chiude tutto, che è quella dell'impero, che però ha un potere formale, capite? Rispetto a questa realtà concreta, l'imperatore c'è, ma è quasi come se non ci fosse. Questo quadro così definito viene sconvolto nella seconda metà del XII secolo e viene sconvolto dal fenomeno nuovo del panorama italico, cioè la nascita dei comuni, che è un fenomeno tipicamente italico, cioè se noi usciamo dall'Italia lo possiamo trovare anche in qualche modo in Francia, no? Ma non è la stessa cosa, cioè, i comuni italici sono veramente un'invenzione nostra, diciamo così, ecco. Perché il livello di autonomia, no? Il livello di autolegittimazione e anche la sovranità, ecco, che i comuni italiani hanno, non ce l'ha nessun'altra città al di fuori, al di là delle Alpi, sostanzialmente.
Questo emergere dei comuni modifica la situazione in qualche modo anche dei cenedesi, e i comuni coinvolti in questo caso, che intervengono, che hanno a che fare con il cenedese, sono prima di tutto il comune di Treviso, come non potrebbe aspettarsi, il comune di Padova e poi, un po' in subordine ma con un'azione rilevante, il comune di Conegliano. Potremmo parlare a questo proposito di una sorta di rimonta delle forze di pianura contro i poteri alpini legati al potere imperiale tedesco. E la frontiera di questa rimonta passa proprio per il cenedese. Qua vi ho messo appunto un po' anche le immagini, c'è una cartina che purtroppo non vedete. La cosa importante, la cosa interessante è che ciascuna delle città comunali italiane rivendica la propria giurisdizione su un territorio vasto di pertinenza. Questa è una delle differenze importanti rispetto ai comuni transalpini. E in realtà non si limitano neanche a questo, cioè questi comuni, una volta che hanno dichiarato che il loro territorio di pertinenza, che guardate corrisponde più o meno a quello delle province, cioè c'è una continuità molto significativa, no, tra le sedi urbane romane, le sedi diocesane, i ducati longobardi, i comitati carolingi, i comuni italici, no? E le province, le vituperate province che non ho capito se esistono ancora o se non esistono più, ma che hanno una tradizione certamente molto più lunga di quella delle regioni. Apro e chiudo parentesi. Ecco, vi dicevo, quindi c'è questa continuità amministrativa che si fonda su un principio fondamentale, cioè che una città ha un governo, può governare un territorio di 2500 km² fondamentalmente, ragionevolmente. Ecco, vi dicevo, i comuni rompono questo quadro che abbiamo cercato di definire, e la fase culminante di questo conflitto e di questa rottura corrisponde agli ultimi 20 anni del XII secolo. Qui si sussegue una serie di eventi molto fitta, molto densa. Adesso qua io non posso dirvi tutti fondamentalmente perché sennò moriamo. È in preparazione il libro sulla... Non anticipare? No, posso anticipare? Vabbè, insomma, sulla storia in qualche maniera di Vittorio Veneto, e lì ho scritto un saggio, insomma, in cui passo diciamo, per queste tappe. Fondamentalmente il cenedese è conteso, riassumo, tra Padova e Treviso. Cioè, i padovani individuano quasi subito il carattere strategico di Ceneda e di questo territorio per le comunicazioni, no? Perché è uno dei, come vi dicevo, uno dei canali che consentono di andare verso l'area alpina. L'altro, più importante, è l'Adige, e c'è Verona. C'è il Brenta, su cui i padovani anche avanzano da subito delle pretese importanti, la Valle del Piave, c'è Treviso e poi Belluno, e il cenedese non c'è nessuna città importante e quindi si può interessarsene. E cosa fanno i padovani? Promuovono Conegliano, cioè la cosa che fanno i padovani è fare in modo che il fulcro di questo territorio sia Conegliano, perché Conegliano è in piena ascesa in questo momento. Tutti quei signori che vi ho nominato prima, quei signori di Castello, a un certo punto decidono di consorziarsi e di trovare un loro Rubicon System nel castello di Conegliano, che diventa un comune, curioso comune di Castello in forma di consorzio fatto da signori del territorio. I padovani danno una spinta a questo processo e stringono tutta una serie di patti con Conegliano, con Oderzo, con Idacamino, in cui questi soggetti si impegnano ad assumere le stesse, diciamo così, la stessa adesione, diciamo così, di tipo militare, ma anche, non so, la stessa normativa in materia fiscale, per esempio. E in funzione antitrevigiana. Non dura molto. Treviso, la potenza di Treviso, che è anche più vicino, fa sì che dopo 4 anni, dopo nel 1184, tutta questa, sia Conegliano, sia Oderzo, sia Idacamino, passino, diciamo così, a Treviso stessa. E questo secondo me si deve al fatto che i caminesi hanno individuato in Treviso lo scenario, diciamo così, della loro futura fortuna politica, no? Non si può buttare su Padova, i caminesi non possono buttare su Padova perché Padova è lontana e ci sono delle famiglie molto molto importanti. Treviso invece è molto più scalabile, diciamo così, per usare un termine dell'economia, no? E quindi tutto il quadro delle alleanze cambia dopo pochissimo. Il vescovo di Ceneda
è un po' sballottato, vuole sapere che cosa fare. L'imperatore Federico Barbarossa scende, passa per il Cenedese, passa un qualche giorno nel castello di oggi Colle Umberto, diciamo, Collice nelle fonti, e lo sappiamo perché una deposizione testimoniale ci ricorda che un servo dei canonici di Ceneda era stato richiamato all'ordine perché non aveva portato il pane e il vino in occasione del pranzo dell'imperatore Federico Barbarossa a quello che poi sarà Colle Umberto, appunto. E l'imperatore riconosce al vescovo di Ceneda un diritto, un privilegio, e quindi dice: sei sotto la mia protezione, ma conta poco perché per quanto la protezione imperiale sia rilevante, l'azione di questi comuni è ancora più forte. Un ultimo elemento vi aggiungo a questo quadro, cioè è un periodo di conflitti molto aspri, cioè le cronache ci parlano di distruzioni, incendi di case, più tardi vedremo incendi della cattedrale, non so, ma attacco sicuramente della cattedrale, asportazione delle reliquie di Sant'Iziano e di tutti i santi, distruzione di villaggi, cioè dopo la pace di Costanza, cioè dopo che i comuni hanno smesso di avere il problema dell'imperatore, no? I comuni si scatenano e Treviso si scatena anche dal Cenedese con una violenza veramente inaudita, talmente inaudita che deve intervenire il Papa in persona. Innocenzo III scrive una lettera di fuoco ai trevigiani, minacciando dei peggiori interdetti, perché i trevigiani hanno addirittura tratto a morte il vescovo di Belluno, trascinandolo per i boschi, con la gente che chiede che sia ucciso. Quindi un livello di conflitto molto elevato, a cui nessuno riesce a mettere veramente un argine. Ci provò la Lega, questo è un dato interessante, cioè la Lega dei comuni, la Lega Lombarda, non esaurisce affatto la sua funzione con la guerra contro Barbarossa, no? E poi la pace di Costanza. La Lega Lombarda viene chiamata in causa per dirimere queste questioni tra Treviso, Padova e il Cenedese, e interviene in almeno 2 o 3 occasioni. Vengono fatte delle assemblee a Verona, a Piacenza addirittura, in cui vanno i rappresentanti dei comuni, cerca di metterli d'accordo. Questo ci dice che la Lega non è soltanto un'assemblea militare, ma le ambizioni della Lega dei comuni, questo lo dico un po' tra parentesi, erano molto più ampie, cioè c'era l'idea veramente di costruire una federazione, potremmo dire, no? I cui aderenti in qualche modo accettassero delle regole comuni, in modo da creare un'istanza intermedia tra la singola città e l'imperatore. No? C'è questo livello che è la Lega. Fatto sta che nonostante tutti questi tentativi, alla fine la forza di Treviso è irresistibile e nel 1203, andiamo un po' avanti anche con le schermate, nel 1203, dopo che nel 1199 il comune di Ceneda, che troviamo citato per la prima volta, no, decide di accettare la propria sottomissione al comune di Treviso, nel 1203 anche il vescovo di Ceneda accetta questa sottomissione. In cambio si fa riconoscere alcuni diritti, alcuni privilegi di tipo fiscale, ma di fatto accetta questa integrazione. E negli statuti trevigiani del 1207 troviamo sancita questa subordinazione finale al cenedese dalla posta del giuramento del podestà di Treviso, che dice: giuro che reggerò con tutto il mio impegno e tutta la mia onestà il comune di Treviso, i suoi sobborghi e il suo intero distretto, e cioè Ceneda, e soprattutto Conegliano, che osservano i patti e le convenzioni stipulate tra loro e la città di Treviso. Cioè, ora questa è la prima redazione degli statuti di Treviso, sono gli obblighi del massimo ufficiale cittadino trevigiano, cioè il podestà, e tra questi obblighi c'è questo appunto di tutelare il territorio cenedese, che è concepito evidentemente come una parte importante dell'intero territorio trevigiano. Non ci sono altri territori nominati oltre a Treviso e Ceneda in questa prima fase, diciamo, degli statuti. Allora è chiuso qui? È finito qui? Ecco, in realtà questo è una conquista che potremmo dire definitiva da un certo punto di vista, effettivamente, perché poi Ceneda resterà trevigiana fino a che non subentrerà a Venezia, insomma, nel 1337, fondamentalmente. Ci sono alcune parentesi, ecco, nel 1333
33, per esempio, si riproduce curiosamente la situazione di fine XII secolo, in cui, siccome i cenedesi non vogliono più stare con Treviso, perché a Treviso comanda Ezzelino da Romano, rispolverano la vecchia alleanza con Padova. E c'è un momento in cui Padova, per 2 anni più o meno, manda a Conegliano dei propri podestà e una copia dei propri statuti, con l'idea di stringere Treviso in una morsa. In realtà l'esperimento dura poco, è un esperimento che fallisce fondamentalmente perché nel frattempo sta ascendendo la grande stella di Ezzelino da Romano, che subordinerà a sé tutta la pianura veneta, no? E quindi questo gioco poi non avrà più molto senso effettivamente. Allora, vado velocemente verso la fine. Ezzelino da Romano, un po' tutti abbiamo sentito parlare di Ezzelino da Romano. Questa è una celebre miniatura di un codice padovano in cui si vede Federico II che ferma il calorosissimo Giacomo da Carrara, evidente per il carro segnato che ha sul petto, e Ezzelino da Romano, due acerrimi nemici, no? Ezzelino da Romano, non posso soffermarmi ovviamente perché è una vicenda enorme, arriva anche a Ceneda. Non proprio lui, ci arriva un suo insospettabile, diciamo così, alleato, che è un caminese che si chiamava Tolberto. Tolberto da Camino, ci dicono alcune testimonianze, esercita un potere ferreo dal castello di San Martino attraverso anche lui i suoi sgherri, diciamo così. Le fonti ci dicono che alcune testimonianze processuali, diciamo così, della seconda metà del XIII secolo, ci dicono che Tolberto da Camino era visto piccare e dispicare homines et eripere oculos, qui quel latino che fa più effetto, un po' di splatter, cioè impiccare gli uomini e strappare loro gli occhi. Allora non viene detto per il gusto dello splatter, viene detto perché lui si dichiarava conte di Ceneda e lo era perché faceva queste cose, cioè perché esercitava la giustizia in realtà, insomma, no? Poi naturalmente la coloritura un po' sanguinolenta dopo la fine dell'esperienza zelliniana ci poteva anche stare, e lui lo fa, e Tolberto da Camino lo fa per Ezzelino da Romano. Ezzelino da Romano termina la sua parabola nel 1260, tragicamente, no? Sapete, muore in battaglia sostanzialmente, e ritorna all'ordine trevigiano. E quindi Ceneda viene integrata all'interno del distretto di Treviso. Lo capiamo perché troviamo nei ruoli fiscali di Treviso, troviamo le modalità di esazione del dazio, del pane, del vino. Sappiamo che Ceneda faceva parte di uno dei 4 quartieri del territorio di Treviso, il quartiere di Riva, quindi di fatto c'è un'integrazione a tutti gli effetti. Ecco, però come avviene questa integrazione? Avviene tutto sommato riconoscendo a molti dei soggetti di cui abbiamo parlato alcune delle loro vecchie prerogative. Il vescovo, ad esempio, può continuare ad esercitare alcuni suoi diritti di giurisdizione, per esempio i diritti fiscali che esercitava sul porto di Bruniera, sul porto fluviale di Bruniera, dove riscuote lui e i suoi avvocati, conti Porcia, riscuote il 40° sulle navi che arrivano e che scaricano le loro merci. Può catturare malfattori e punirli, può perché il comune di Treviso glielo consente. Lo stesso vale per i da Camino o per il comune di Conegliano, cioè il tipo di inquadramento che viene fatto dal comune di Treviso è un inquadramento in cui la sovranità, diciamo, è molto diversa da quella che noi oggi intendiamo con questo termine, cioè non è una sovranità astratta, non è la sovranità dello Stato, è una sovranità stratificata, diciamo così, in cui a ciascun soggetto si riconosce la propria porzione, il proprio diritto di esercizio di alcuni diritti, diciamo così, pubblici, potremmo dire anche. Il vescovo di Ceneda, i da Camino, i signori di Castello, Conegliano e anche la piccola comunità di Ceneda, il comune di Ceneda. La riscossione del dazio, del pane e del vino, che va in appalto normalmente, a Ceneda è mediata dal meriga di Ceneda, cioè dal sindaco, potremmo dire. I sindaci del comunità di villaggio si chiamano merighi, che è una parola in cui possiamo riconoscere la radice in cui c'è anche la parola maire, no? Il sindaco francese, come potete sentire. Ecco, Ceneda è un caso un po' a parte da questo punto di vista, no? In genere
il Comune di Treviso appalta la riscossione di daza dei privati, qui dice se ne occupa il Meriga di Ceneda, che a sua volta appalta a un privato, peraltro, probabilmente con l'approvazione di Treviso stessa. Quindi, per arrivare alla conclusione, perché sono andato anche troppo a lungo e mi scuso, potremmo dire che il Comune di Treviso afferma la propria autorità proponendosi come soggetto giuridico e politico legittimante, cioè nessuno può esercitare un diritto se non è legittimato dal Comune di Treviso. E questi diritti che ciascuno esercita riposano sulla consuetudine. Treviso riconosce delle consuetudini, diciamo così, riservandosi alcune ovvie, diciamo così, prerogative, come ad esempio il controllo dei castelli in tempo di guerra soprattutto, e alcune forme di riscossione fiscale. Quindi dall'ordine, diciamo così, episcopale comitale dei secoli dell'Alto Medioevo siamo arrivati all'ordine comunale con queste caratteristiche per certi aspetti, diciamo così, atipiche. E chiudo. Adesso passiamo la parola al dottor Massimo Della Giustina. C'è un momento tecnico di passaggio di... Forse c'era il tecnico di sala. Non so se mi sentono anche da remoto, perché il microfono è andato lì. Comunque do lettura del curriculum di Massimo Della Giustina, medico, medievista, in particolare per i secoli XI-XIV. Il territorio studiato è l'antico cenedese, socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche dal 2008, socio fondatore e redattore della rivista storica annuale Archivio Storico Cenedese, socio della Società Italiana di Storia della Medicina dal 2015 e dal 2019 è socio ordinario dell'Ateneo di Treviso. Ha al suo attivo 5 monografie e alcuni articoli. Allora Massimo, mi sentite? Vi sento. Tanto buonasera. Alcune cose sono già state anticipate dal professor Canzian, per cui io cercherò, anche per la vastità dell'argomento, di cogliere solo i punti essenziali della storia della famiglia dei Da Camino. Mi soffermerò soprattutto su 3 personaggi principali, che sono Becelo, uno dei più grandi, Gherardo III, signore di Treviso, e poi Rizzardo VI, che è il caminese che è sepolto a Santa Giustina, cercando insomma di inquadrare un po' la storia della famiglia, cercando di capire per quanto sia possibile, vista la complessità anche dello scenario in cui ci muoviamo. Quindi siamo in una fase in cui i tempi mutano, perché 3-4 secoli di Medioevo non sono tutti uguali, succedono molte cose a livello politico, ci sono molti rivolgimenti, per cui anche la famiglia si trova ad affrontare tante sfide e in maniera sempre anche diversa. Per quanto riguarda uno dei problemi caratteristici della storia di famiglia è l'origine della famiglia, che in parte è già stata anticipata dal professor Canzian. Allora, non si sono fatti grandissimi passi avanti rispetto a quello che è stato scritto da Picotti circa ormai 120 anni fa, ossia sostanzialmente il sospetto, perché tale è che la casata sia di derivazione dei conti, quelli che saranno detti poi conti di Collalto, cioè dei conti di Treviso, anche se su questo ci sono alcuni elementi insomma, che potrebbero far pensare ad altro. La casata all'inizio si chiamava da Montanara, quindi da Montaner, che c'è un piccolo castello proprio in quella località, e successivamente, a partire proprio con Gabriele, che è il figlio di Guecello da Montanara, si nominerà proprio Da Camino. Allora,
Guicello da Montanara è uno dei primi caminesi sicuramente documentati e già lo troviamo con un ruolo molto importante, perché lo troviamo a Treviso nel 1108 al placito dell'imperatore di Enrico V, lo troveremo poi nel 1116 sempre a un placito imperiale con il quale appunto sempre l'imperatore Enrico V ha stabilito i confini sostanzialmente della comunità di Valdobbiadene. Un altro documento che è già stato citato è la donazione all'ospedale di Santa Maria del Piave, dove appunto Guicello da Montanara insieme a Rambaldo, conte di Treviso, non ancora di Collalto, Ermanno conte di Ceneda e Valfredo conte di Colfosco, quindi sono tutti conti tranne il da Montanara, e anche questo è una cosa che getta fa un punto di domanda sostanzialmente. Donano una serie di proprietà che probabilmente godono in comunanza, e quindi questo fa sospettare che fossero originari o imparentati o originati da un ceppo unico. Un'altra cosa che fa sospettare sempre un'origine dalla casata dei conti di Treviso è un testamento di Alberto di Collalto, che era un militare, sostanzialmente un miles, il quale va alla volta appunto della Terra Santa e prima di partire fa chiaramente testamento, lasciando le sue curie di Belluno, del Cadore e di Cordignano. Per il Cadore si intende soprattutto la parte bassa sostanzialmente, perché non arrivava fino al Comenico, si intende soprattutto la parte meridionale, a Guicello da Montanara, che era suo parente, quindi c'è questo tipo di parentela. Quello che mi preme far risaltare in questa fase è che i caminesi già dalle prime attestazioni, già sostanzialmente all'inizio del XII secolo, compaiono in atti importanti e hanno già un ruolo preponderante nella politica della zona, e anche con un ruolo di tipo, se vogliamo, che potremmo definire con termini attuali che magari si attagliano poco all'epoca, di tipo internazionale. Okay? Il figlio, Gabriele da Camino, è già ricordato, soprattutto alla pace di Fontaniva del 1147, come ha già ricordato il professor Canziani. La pace di Fontaniva poneva fine sostanzialmente a una lunghissima serie di guerre originatesi per il controllo delle vie d'acqua, che è uno dei motivi scatenanti poi il conflitto chiaramente si è allargato. È la prima volta che i caminesi sono nominati col predicato da Camino, quindi significa che c'è uno spostamento anche del baricentro degli interessi e della zona di insistenza della famiglia e degli interessi stessi della famiglia e della coscienza che la casata ha di se stessa. Quindi dalla zona periferica di Montaner si passa sostanzialmente a una zona che può sembrare abbandonata perché in mezzo alla pianura, ma proprio perché in mezzo alla pianura, se ci pensate, Camino è vicino a Oderzo, è sulla direttrice della Postumia, della vecchia Postumia, est-ovest, e proprio al centro sostanzialmente di una direttrice sud-nord, che sono, come abbiamo visto, uno dei motivi appunto di interesse sempre di questo corridoio territoriale che è il Cenedese. E tra l'altro Gabriele da Camino è l'unico proveniente del Cenedese, quindi l'unico in grado di rappresentare il Cenedese alla pace di Fontaniva. Quindi sostanzialmente era lui la figura di spicco. Il figlio, Vecelo, è forse uno dei personaggi più interessanti in assoluto, è quello che porrà le basi vere e proprie della potenza caminese, che poi si manifesteranno sostanzialmente fino al XIII secolo avanzato, con l'arrivo appunto di Gherardo III da Camino alla signoria di Treviso, al capitanato generale del comune di Treviso. Allora, figlio di Gabriele, innanzitutto sposò verso il 1154 Sofia da Colfosco, che è una contessa, appunto probabilmente di questa famiglia comitale di cui sappiamo poco o niente e che si sospetta, ma non su grossissime basi, che anche questo sia un ramo cadetto dei conti di Treviso. Sofia di Colfosco era uno degli ultimi pigoli della casata, porterà in dote numerosissime terre, numerosissime proprietà e castelli al caminese, in particolar modo Serravalle, il Cadore, la Valmareno e Zumelle, oltre poi a numerose proprietà. Quindi si forma sostanzialmente una base economica e territoriale forte, robusta, d'accordo? Da cui i caminesi sostanzialmente possono muovere poi alla volta di altre azioni politiche più importanti.
Quindi i caminesi già in quest'epoca, già nel 1160-1154, sono sostanzialmente la famiglia di spicco dell'aristocrazia cenedese e una delle più importanti nell'area veneto-friulana, potremmo dire. Quella che vedete in diapositiva è una pergamena del 1169 che io presento qui, l'ho già commentata in un articolo uscito sull'archivio storico cenedese. Mi piace farla vedere perché innanzitutto, come si può vedere, compaiono la comitissa Sofia et Veceronis de Camino, Iugales, quindi i due coniugi. Non a caso Sofia è nominata per prima, non a caso. E quello che è interessante, la pergamena in sé è sostanzialmente una semplice investitura di un terreno a due fedeli dei coniugi. Quello che è importante è che il servizio per il feudo sostanzialmente viene chiesto inter plavem et liquentiam. Qui siamo nel 1169, quindi significa che già nel 1169 chi comandava tra Piave e Livenza erano i da Camino, o quindi comunque il territorio in cui erano radicati era questo territorio tra Piave e Livenza, ossia il cenedese. Altra cosa che mi piace ricordare, visto che siamo a Vittorio Veneto, benché a Ceneda, questo documento è del 1169 che viene erogato nella casa della contessa Sofia, viene fatto a Serravalle, e questa è la prima menzione della città di Serravalle, la prima menzione nota. Altra cosa, l'anno successivo, nel 1170, c'è la famosa donazione, forse più che famosa, famigerata direi, donazione di Sofia da Colfosco all'abbazia di Follina. L'abbazia di Follina probabilmente è stata fondata qualche decennio prima, forse nel 1154-1155, comunque nel 1170 c'è una donazione molto importante di chiese all'abbazia di Follina, di rendite anche connesse alle chiese ovviamente, che però è abbastanza sospetta perché ha una datazione strana e se non falsa almeno interpolata. Comunque è segnale sostanzialmente che i da Camino stavano promuovendo anche degli istituti religiosi importanti per chiaramente il controllo sia del territorio, della popolazione e quindi anche protezione dei propri beni, perché i beni venivano dati all'abbazia come a sorta di protezione. C'era poi anche il monastero di Santa Giustina, cosiddetto il Ronchis, che è menzionato per la prima volta appunto nella pergamena di Sofia da Colfosco. In questo periodo poi ottiene anche le investiture del patriarca dei castelli di Motta, di Camino, di Cessalta, di molti altri castelli che erano di diritto patriarcale, e nel 1176 sappiamo che proprio al patriarca Vecelo andò a comunicare di rientro da Bologna alcune novità che erano intercorse tra il papato e l'impero, quindi sostanzialmente era coinvolto anche sempre era coinvolto sostanzialmente nel panorama politico internazionale, sempre con l'accezione che possiamo dare per l'epoca. L'anno successivo, nel 1177, c'è la famosa tregua di Venezia, dopo la battaglia di Legnano. La tregua di Venezia viene scelta Venezia perché è sostanzialmente considerata una città imparziale, un luogo imparziale. Arrivano circa 8.460 tra cavalieri e nobili al seguito dei vari signori. Vecelo si presenta per il cenedese con 30 uomini, che sembrano pochi, ma i conti di Collalto si presentano con 15 uomini a testa e il più importante, che era il marchese d'Este, si presenta con 100. Quindi sostanzialmente era una famiglia che si era ben radicata nel territorio. Partecipano anche alla formazione appunto o fondazione, come si può dire, della consorteria di Conegliano, quindi si consorziano con i nobili del territorio, con i nobili di Castello, e nel 1181, secondo l'estimo che si è conservato in originale all'archivio comunale di Conegliano, sono i più ricchi in assoluto, staccando di molte decine di lire, di molte decine di migliaia di lire il secondo, quindi sono sostanzialmente la famiglia preponderante. In questa fase ottengono anche la vogaria, quindi l'amministrazione dei beni temporali della diocesi di Feltre. Okay. Altra cosa, vado molto veloce, nel 1183 Vecelo con il figlio Gabriele acquisisce il cittadinatico di Treviso, quindi viene creato cittadino di Treviso e soggetto alla giurisdizione appunto dei propri beni
da parte del comune di Treviso. Questo però permette ai caminesi, che avevano individuato proprio in Treviso sostanzialmente uno degli sbocchi possibili, permette però ai caminesi di penetrare profondamente nella società e nella politica trevigiana. Già a Vecelo, in alcune pergamene che appunto compaiono sempre, che sono conservate nell'archivio di Follina, si vede che molti atti follinati vengono rogati a Treviso nella casa di Vecelo o a Treviso nelle case di alcuni trevigiani in presenza appunto dei da Camino, che quindi erano loro o ministeriali o fidelis. Nel 1184 c'è il famoso pranzo a Columberto con l'imperatore che era disceso e poi stava ritornando verso appunto i suoi territori, quindi si può vedere sostanzialmente come i caminesi avessero in questa fase sostanzialmente acquisito tutta una serie di capacità e di azioni che gli hanno permesso appunto di avere una forte preponderanza nella zona e nel territorio. Vado abbastanza veloce. Vecelo morirà nel 1187, un anno dopo appunto che è morto il figlio, che era uno dei figli, che era Gabriele III. Gabriele III mi piace ricordarlo perché secondo la tradizione storiografica partecipò o fu sua sostanzialmente l'idea della costruzione della seconda cerchia di mura di Serravalle, ma soprattutto perché durante appunto il suo governo venne o profondamente restaurata o ricostruita la chiesa di Santa Giustina con il monastero, come testimonia questa lapide che è murata sulla porta d'ingresso a sinistra, la porta degli uomini cosiddetta. Quella che vedete sopra è la versione corretta, cioè come si presenta la lapide adesso, mentre questa è girata e messa allo specchio. Come vedete la scritta è storta sostanzialmente. Si legge chiaramente Dominus Gabriel de Camino fecit fiat hoc opus 1226. Altra cosa, quindi questo è importante. Poi gli altri due figli erano Guecello IV e Biaquino II, che tradizionalmente sono ritenuti i due capostipiti della cosiddetta linea di sotto, Biaquino, detto anche il crociato, e Guecellone della linea di sopra. Questa cosa qui non è mai esistita, perché la cosa su cui si fonda questa divisione è un documento falso del 1233 fatto fare dal vescovo in occasione di una sentenza che vedremo che avrà coinvolto dopo anche successivamente la successione dei beni caminesi. È rimasta nella tradizione storiografica, per cui ancora si parla di linea di sopra e linea di sotto, però il Monte dei Beni era unico. Biaquino II sostanzialmente si occupò soprattutto di Feltre di Belluno. Poi a un certo punto, come sappiamo da una fonte importantissima di cui ti sei occupato tra l'altro, Dario, che è il processo di Oderzo, che è una delle fonti primarie appunto per conoscere anche della storia trevigiana, del Veneto anche direi in generale. A un certo punto partirà per la Terra Santa, armerà una galea che chiamerà Biaquina e in Terra Santa troverà la morte, ma non si sanno gli esiti sostanzialmente. Guecello IV invece, da cui poi originerà Gherardo III, che è il signore di Treviso, fu fortemente attivo nella politica trevigiana, partecipò anche negli organi appunto comunali e talvolta si schierò contro il patriarca, fu anche a capo delle armate in occasione di alcuni eventi bellici. In questa fase siamo sulla fine del 1100, okay, 1190 eccetera, sullo scorcio dell'inizio del 1200, comincia appunto tutto il potere anche dei Romano, degli Zellini, e sostanzialmente i caminesi, che erano di parte guelfa, erano però sostanzialmente contrari allo strapotere di Zellino. Per la maggior parte cercarono di contrastarlo, salvo appunto quel Tolberto III, che fu l'unico della famiglia ad affidarsi ai da Romano. Gli altri caminesi invece parteciparono alla lega fatta dal fratello Alberico da Romano contro il fratello Zellino, insieme ai comuni di Treviso, di Padova, di Feltre e di Belluno. Nel 1263 questa lega venne pesantemente sconfitta e Zellino occupò Oderzo, e questo creò tutta una serie di problemi dopo anche a Gherardo III, l'occupazione di Oderzo, che sarà l'origine appunto del processo per Oderzo, da cui appunto Zellino mosse sempre tutti gli attacchi militari. Devastando anche il territorio.
Successivamente i caminesi riuscirono con anche la vittoria e la sopraffazione di Alberico sul fratello, riuscirono a effettuare una copodesteria tra Alberico da Romano e Guicello V e Guicello IV, una copodesteria che si formò appunto a Treviso, ma che durò poco tempo perché Alberico cercò chiaramente di insignorirsi, possiamo dire. Allora, in questa fase siamo sostanzialmente su uno dei momenti di spicco della casata che si sta preparando per l'arrivo della signoria. Mi piace qui ricordare alla fine proprio della parabola zeliniana, nel 1260, la citazione di Rolandino, che dice che nella Marca trevisana sono 4 le claras domos, quindi le casate aristocratiche più importanti, nomina per primi gli Este, poi da Camino, i da Romano e i da Campo San Piero, originali di Padova. Negli anni successivi i da Camino, terminata la parabola zeliniana, saranno tra i massimi rappresentanti, insieme ai Collalto di Tempesta, della cosiddetta Pars Alba della parte guelfa, contro la Pars Rubea, che era dominata invece dai Di Castello, o Castelli a seconda, che erano invece ghibellini. Ci furono continuamente scontri tra le due parti e attriti. In questi anni comincia anche l'attività politica di Gherardo III, che è il famoso buon Gherardo di memoria dantesca. Qui potete vedere alcune citazioni tratte dai testi di Dante, per farci capire che tipo di personaggio è stato. Gherardo III fu forse il più grande caminese di tutta la famiglia, non solo perché seppe appunto ottenere la signoria di Treviso, ma anche perché si mostrò, contrariamente a tutti gli altri rappresentanti, un abile diplomatico, un abile politico. I caminesi furono bravissimi a fare la guerra, erano molto bellicosi, ma politicamente seguirono sempre una politica molto opportunistica che non portò mai a grandissimi risultati. Gherardo III invece riuscì a gestire in maniera molto appropriata anche molti aspetti appunto diplomatici, intrattenne numerosi rapporti non solo con i guelfi di Treviso, ma anche con i guelfi di Firenze, in particolar modo con i Donati, e guarda caso i Donati fu podestà di Treviso sotto la signoria di Gherardo, e anche con Padova, che era la città capofila della frazione guelfa veneta sostanzialmente. Fu appunto un abile diplomatico, riottenne dal patriarca anche tutte le investiture per i vari castelli e numerosi altri anche privilegi, e ne sposò in seconde nozze una nipote che era Chiara dalla Torre. Fu molte volte anche mediatore e arbitro in diverse contese con il conte di Gorizia, che comunque era suo parente, e anche con altri feudatari del Friuli, quindi ebbe un ruolo anche riconosciuto a livello regionale. Vi dicevamo che gli attriti tra la Pars Alba e la Pars Rubea furono continui e costanti fino a che appunto nel novembre del 1283, mi pare fosse il giorno di San Martino o il 12 o l'11 di novembre, ci fu appunto una guerra aperta in città contro le due parti. La Pars Rubea e i ghibellini soccombero, vennero esiliati, le loro proprietà confiscate, e il consiglio degli anziani nominò Gherardo capitano perpetuo del comune di Treviso, capitano generale perpetuo del comune di Treviso. Notare bene che capitano generale è una nomina di tipo comunale, quindi infatti Gherardo manterrà comunque gli organi attivi del comune, il consiglio degli anziani, il consiglio dei 300 eccetera, ma di fatto ne ebbe pieno controllo perché lo stesso consiglio, lo stesso giorno che lo insediò come capitano generale, gli diede la facoltà di interpretare gli statuti a suo libero piacimento e secondo la sua volontà, quindi aveva pieni poteri. In questa fase poi chiaramente con l'assurgere di tutto questo potere chiaramente ci furono anche degli attacchi di vario tipo. Uno dei primi problemi fu proprio il processo per Oderzo, nel quale erano coinvolti anche i suoi congiunti. Gherardo, secondo una posta dello Statuto di Treviso, aveva sostanzialmente promosso il recupero di tutti i beni comunali trevigiani, tra cui ricadeva anche Oderzo. Ma Oderzo era reclamato dai caminesi che dicevano sostanzialmente di averlo ottenuto, come era vero in realtà poi, dal vescovo di Belluno, perché era un possedimento del vescovo di Belluno.
ci fu un grande processo di cui non si sanno gli esiti sostanzialmente, però si è visto che negli anni successivi l'infeudazione di Oderzo viene fatta ai caminesi dal vescovo di Belluno, quindi probabilmente i loro diritti vennero riconosciuti. Già questo fu un piccolo problema, perché chiaramente Gherardo era stretto tra l'incudine e il martello, o doveva fare gli interessi di Treviso o faceva gli interessi della propria famiglia. Un altro pericolo venne nel 1291, quando Torberto III, che era il marito della figlia, Gaia da Camino, poetessa così detta, e Bioquino VI cercarono appunto di destituire Gherardo con una congiura. La congiura venne scoperta, i due ripararono a Venezia e misero sotto la protezione di Venezia tutti i loro beni, in particolar modo la zona di Motta. Tra l'altro i due comprarono una casa a Santi Apostoli, quindi probabilmente ottennero anche un cittadinatico o una cosa simile, e tra l'altro Torberto III lo troviamo nel 1293 come consigliere del sestiere di Cannareggio. Possono sembrare notizie, dettagli, però se messi in luce nelle fasi successive segnano già un primo avvicinamento dei caminesi verso la zona di Venezia, e quindi anche l'interessamento di Venezia per quello che, forse in maniera sbagliata, definiscono il fratello Veneto, il fratello Padano. Non so, non ho mai capito bene questa definizione al momento. Comunque anche per la nostra zona, per il Cenedese, cosa che era già partita comunque già da diverso tempo, da diversi secoli, perché c'è un famoso atto attorno al 1000 in cui appunto Venezia fa un atto col vescovo di Ceneda proprio per il controllo del porto di Porto Buffolè, quindi già in quella fase siamo sull'interessamento economico di tutta la zona del Cenedese. Allora, altra cosa che dimostra l'abilità di Gherardo è stata anche la politica matrimoniale seguita dallo stesso. Agnese sposò Niccolò Maltraversi, che era un importante aristocratico di Padova. Gaia sposò Torberto III da Camino, della cosiddetta linea di sotto. Questo si dice per citare sostanzialmente le fazioni familiari e le faide familiari soprattutto. Beatrice sposò Enrico di Gorizia, che poi fu anche capitano della patria del Friuli, e Ristardo IV, il figlio appunto di Gherardo, sposò Caterina d'Ortenburg. Ristardo IV, anche lui ottenne sostanzialmente la signoria per via, diciamo, ereditaria, diciamo così, sostanzialmente. Fu creato cittadino di Venezia nel 1304, ma non fu all'altezza come il padre. Si dice che il suo governo fosse dispotico, che passò sostanzialmente anche si allontanò dalla tradizione politica familiare guelfa, ma si avvicinò molto alla fazione ghibellina. Nel 1311 versò una somma notevole all'imperatore per essere nominato vicario imperiale, con tutti i diritti conseguenti che ne seguono, perché non è solo una nomina onorifica, e mosse guerra molte volte al Friuli, riuscendo anche ad addentrarsi piuttosto in profondità. A proposito, l'elmo alato che vedete nelle figurazioni dei caminesi è proprio segno del vicariato imperiale. Anche Grande della Scala era vicario imperiale, anche lui aveva l'elmo alato. Tutto questo rivolgimento della politica caminese, che vide poi anche il reingresso dei ghibellini a Treviso e il reintegro delle loro proprietà, che scontentava quindi tutta la parte tradizionalmente alleata dei caminesi, gli procurò sostanzialmente anche la morte. Ristardo IV venne ucciso da un contadino, si dice, mentre giocava a scacchi sotto la loggia dei cavalieri, e morì pochi giorni dopo per la ferita sostanzialmente. Il nipote di lui, Ristardo VI, dopo un breve governo del padre che era Guicellone VII, il Ristardo VI, che è quello sepolto a Santa Giustina per intenderci, d'accordo, anche lui intraprese una politica di tipo ghibellino, si scontrò tantissimo con il Friuli e con il patriarcato, soprattutto dopo la morte di Pagano della Torre nel 1332. Si creò un vuoto di potere. Come avete sentito, il patriarcato era uno stato, era un vescovo conte sostanzialmente, quindi aveva sia poteri temporali sia poteri spirituali. Morto Pagano della Torre, si creò un vuoto di potere di cui Caminese approfittò, e comunque la guerra, il conflitto volse male per il Caminese. Nel 1335 si scontrò a Sacile, nella zona
zona dei Camolli e morì per le ferite in battaglia a settembre del 1335. E qui si apre un grossissimo problema, nel senso che con la morte di Rizzardo VI mancano eredi, perché Rizzardo aveva solo 2 figlie. Quella che vedete sia una foto degli anni 10, anni 20, prima della sistemazione voluta del Troyer. L'ho messa per curiosità perché non è molto nota. E con Rizzardo VI si apre un momento di fortissima crisi della famiglia. Rizzardo all'epoca della morte aveva 2 figlie femmine, Beatrice e Caterina, mentre Verde della Scala, anche lei di famiglia ghibellina tra l'altro, che era la moglie, era incinta e partorirà probabilmente sul dicembre del 1335 una seconda figlia che è Rizzarda. Nel frattempo, all'attesa del parto, intanto gli Scaligeri per sicurezza occupano Serravalle e quindi la sottraggono già ai beni caminesi con il pretesto di tutelare i diritti dello sciopero. Ci sono quindi gli Scaligeri e Serravalle, c'è l'impero che preme a Belluno, Feltri e Zumelle, e ci sono sostanzialmente l'espansionismo scaligero e l'espansionismo anche padovano che pressano sostanzialmente il territorio cenedese. Il vescovo di Ceneda si trova sostanzialmente anche lui in un momento di fortissima crisi. Già quando era vivo Rizzardo IV e Rizzardo VI cercò più volte di riottenere e di far valere dei diritti sui feudi caminesi che in realtà non aveva, e anche in questo caso cercò appunto di tutelarsi, come fece una mossa totalmente inaspettata, investì dell'eredità caminese di cui lui si diceva sostanzialmente senior e vero giurisdicente, come si vede proprio in quel dipinto. Anche qui abbiamo una battaglia appunto delle armate caminesi contro quelle cenedesi trevigiane. Non a caso tutti questi sono episodi della storia di Da Camino, anche qui relato alle mie spalle. E, dicevamo, il vescovo investe i procuratori di San Marco dei beni caminesi, che sono quei 3 signori in pellanda con la fascia d'oro, segno appunto che sono anche cavalieri di San Marco. Allora, questa era una mossa totalmente inaspettata che scombussola tutto il quadro, perché sostanzialmente l'arrivo di Venezia, che se prima era sostanzialmente di tipo, un controllo di tipo economico, viario, di altro tipo, in questo caso diventa anche controllo politico, perché Venezia entra quindi a gamba tesa nella gestione di questa zona. Contro questa cosa qui chiaramente i caminesi ricorrono, e in particolar modo, come si può vedere da questa tavola, Rizzardo VII e Gherardo V, che sono i 2 capi casata, morto Rizzardo VI. Vedete la distanza genealogica che li separa. Questa è la cosiddetta linea di sotto e questa è la cosiddetta linea di sopra, con Gherardo III e Rizzardo VI. I 2 fratelli ricorrono contro questa investitura, appellandosi chiaramente al Papa. Producono un dossier importantissimo che è ricordato, che abbiamo anche editato nel 1989 come Circolo Vittoriese, che è conosciuto come Tabula Caminense, si trova all'Archivio Apostolico Vaticano, non è in pergamena ma in carta, e è un dossier importantissimo e una fonte privilegiata appunto per lo studio dei caminesi, perché in quel dossier, che è scritto da un notaio abilissimo, veramente abilissimo e con una mente molto analitica, molto capace, vengono smontati punto per punto tutti i documenti presentati dal vescovo come fondativi del proprio potere, della propria giurisdizione sui beni dei caminesi, che in realtà derivavano da Belluno, dal patriarca, da Feltre, da Treviso, ma non sicuramente dal vescovo di Ceneda. Il delegato papale che fu nominato era Nordio da Grava, all'epoca abate della Follina, venne ritenuto sostanzialmente una figura intermedia abbastanza affidabile. La sentenza, la cosa non stupisce, era a favore dei caminesi. Come si vede, vi ho evidenziato la parte in rosso, ai caminesi vengono riconosciuti tutti i castelli di Porto Buffolet, Fregona, Valmareno, Motta, Cessalto, Sant'Augusta, il Monteselle, eccetera, che erano tutti beni che i caminesi sostanzialmente avevano in questa zona.
La sentenza però non viene eseguita, è come se non fosse mai esistita questa sentenza, non se ne trova menzione da nessuna parte. Questo perché sulle proprietà di Rizzardo IV, quello morto assassinato sostanzialmente, che viene colpito a morte sotto la loggia dei Cavalieri, valeva un interdetto papale che non era stato osservato. Quindi, secondo il testamento di Rizzardo IV, se il fratello Uccello VII non avesse eseguito i legati entro tot tempo, i beni dovevano passare a essere devoluti alla Chiesa. Questa cosa non avvenne, la Chiesa li reclamò nel 1323, ma poi la cosa fu abbandonata e fu ripresa in questa occasione, e quindi c'era il fortissimo rischio che tutti i beni non andassero né ai Caminesi né a Venezia, ma andassero alla Chiesa, quindi al Papa sostanzialmente, avvantaggiando quindi moltissimo anche il Vescovo. Per risolvere questo problema si arrivò a una soluzione di compromesso nel 1343, i Caminesi si sottomisero al Vescovo, ne riconobbero l'autorità sulle proprie terre, che era palesemente falsa, e accettarono sostanzialmente l'infeudazione di Venezia, tenendosi per loro sostanzialmente molte zone marginali, che erano Cordignano, Zumelle, che all'epoca era occupata dagli imperiali, quindi non era disponibile, Fregona, la Val Mareno e Motta. Quindi sostanzialmente una zona, così finito, delle zone molto marginali, e che minarono quindi anche la capacità di politiche di ampio respiro. Negli anni successivi i Caminesi seguirono una politica molto opportunistica, si schierarono continuamente o con uno o con l'altra fazione, fino a che al termine della parabola carrarese i Caminesi furono alleati con il da Carrara. Nel 1389 Venezia sconfigge il Carrarese e decide a un certo punto di confiscare tutti i beni ai Caminesi e di confinarli a Venezia. Quindi impedisce ai Caminesi di uscire da Venezia se non con un'autorizzazione del Senato, non potevano più uscire dalla città. Tutti i beni sono confiscati, quindi manca tutta la base politica, la base economica, la base clientelare su cui la signoria e su cui la feudalità si tiene di fatto, perché quindi i gruppi umani si staccano, chiaramente si disperdono, si disperde il legame, però i Caminesi erano sempre cittadini di Venezia, erano soggetti al cittadinato veneziano, quindi Venezia riconosce 1000 lire di pensione, che era la pensione di modestà, sostanzialmente come quello di Serravalle, 1000 lire di piccoli. La famiglia in questo caso è completamente disgregata, ormai si scioglie, si sfilaccia in professioni borghesi, alcuni vanno a fare i notai, altri si mettono a vendere sapone, altri tessuti, chi va a fare il militare a Candia, a Venezia, e tante cose così. C'è una leggenda legata, e concludo, ai Caminesi in questa fase, e cioè una presunta immigrazione in Germania dopo il 1411, che non è mai avvenuta, molto probabilmente, e un successivo rientro in Italia. Quello che sappiamo in realtà è che ci sono delle famiglie da Camin che probabilmente discendono da alcuni rami naturali dei Caminesi a Cordignano, e poi un risultato abbastanza nuovo è la presenza di un ramo che è durato fino all'inizio dell'Ottocento a Venezia, che è quello che è il ramo dell'autore che vedete della cronaca qui, Paolo da Camin. Un'altra cosa potrebbe essere il fatto del ricordo, e qui concludo, sto per concludere. Il ricordo di questa immigrazione in Germania potrebbe essere il ricordo di questo caminese qui, Giovanni Andrea da Camino, che combatté come militare per Massimiliano d'Asburgo, Cristiano di Danimarca, e entrò poi nelle fila, come dice questa lettera, nelle fila dell'esercito di Enrico VIII d'Inghilterra. Grazie. Ecco, adesso ascoltiamo la terza lezione dell'architetto Mauro Medana, laureato in architettura con una tesi in restauro. Per lavoro o per studio si è occupato dei castelli di Zumelle, Fort de Castillon, Sant'Anna di Pede Castello, San Giorgio di Soccher, Covolo di Valsugana, San Pietro in Tuba, Andrazzi, Mis, il Sospirolo, Castelvint,
la Gardona di Castellavazzo e del torrione angolare e delle mura di Belluno. Prego. Inizierò con un discorso generale per poi soffermarmi sui esempi principali del territorio. Il discorso generale comunque è sempre riferito al nord Italia, in quanto che le diverse zone, a seconda dei rapporti che avevano con l'Oriente, hanno avuto sviluppi molto diversi, soprattutto non coevi, diciamo così, per cui ci sono delle parti, per esempio del sud Italia, che hanno avuto uno sviluppo precoce rispetto a quello del nord. Il Medioevo parte così: storia dei castelli, un'immagine per lungo tempo falsata da stereotipi ottocenteschi, fantasie, amori, cose non basate sulla realtà, che hanno vissuto troppo a lungo. Ricordiamoci solo che l'archeologia del Medioevo in Italia nasce negli anni '80 e che spesso il Medioevo italiano è stato studiato dagli inglesi o dai tedeschi, salvo alcune poche eccezioni. L'Alto Medioevo è un periodo tormentato, è un periodo insicuro, ci sono sconvolgimenti periodici, non c'è il potere definito che controlla la situazione. Alcuni signori e alcuni potenti però riescono a circoscrivere alcune zone e a fortificarle in un modo, tra virgolette, primitivo. Ecco, questi sono forse i primi segni di una fortificazione che poi diventerà il castello e diventerà qualcosa di molto diverso qualche tempo dopo. Tuttavia dobbiamo ricordare questa cosa particolare: gli Ungari, che ultimo popolo che viene dall'est, invade l'Italia a più riprese, il nord-est soprattutto, ma anche l'Europa, e anche torna nelle nostre zone con ondate di ritorno. Vediamo quanto vicini siamo a Vittorio Veneto, ricordiamo i nomi della via ungaresca che avrete sentito molte volte, e fino al 954 quasi con una regolarità investono il nostro territorio. La particolarità di questo popolo di cavalieri arcieri era proprio la capacità di avere riunito un esercito che basava la sua forza sulla cavalleria leggera e sugli arcieri che usavano archi corti di tipo orientale, archi diversi da quelli italiani, archi che potevano essere, per la loro compattezza, rivolti a destra e a sinistra cavalcando e anche all'indietro, per cui potevano tirare a 360 gradi sul nemico. La loro gittata media, i loro allenamenti, la loro capacità di essere precisi era quella del cavallo in corsa e del tiro a 35 metri. Ecco, quindi forti nuclei di questi cavalieri che invadono il territorio portano la devastazione nelle nostre terre, lasciano le città bruciate. Gli unici punti in cui non riescono a entrare, in cui c'è una certa difesa, sono dei piccoli nuclei già naturalmente così difficili da aggredire e fortificati anche se in un modo ancora primitivo, e
che riescono non tanto a difendersi ma quanto a proporre una difesa passiva, cioè una difficoltà di prendere questa postazione. Ricordiamo, qui c'è un drappo che riporta sopra una preghiera, una invocazione che si è trovata in alcuni punti dell'Italia. Quindi libera la nostra storia da questi tiratori di frecce incredibili, cavalieri. Dal disegno si vede molto bene come questo tiratore sta tirando all'indietro. Ecco, si capisce che l'arco corto può passare a destra e a sinistra. Noi diciamo, ma perché non li hanno fatti gli italiani? Ma occorreva più di un anno per costruire un arco. Era un arco costruito con lame di materiali diversi, di cui non tutti conoscevano i segreti. Certo, con un arco così corto posso spostarmi a destra e a sinistra. Il cavaliere non è un cavaliere pesante, non è un cavaliere corazzato, è un cavaliere agilissimo e tira con l'arco quando il cavallo non tocca terra. È il momento in cui c'è un piccolo spazio di tempo, di quiete, diciamo così. Il cavallo non tocca terra, non c'è nessuna vibrazione, lì viene scoccata la freccia che colpisce a 35 metri il nemico sul quale si è mirato. La civiltà che termina con questa invasione, nata comunque in Europa, la spinta di grandi migrazioni di popoli, intitolato Medioevo, basata sulla guerra e sull'aggressione. E qua dobbiamo distinguere alcuni aspetti dell'aggressione, le scorrerie che sono incursioni rapide, improvvise, magari frequenti fra confinanti, anche adesso tra stati confinanti, pensiamo agli stati orientali dell'Asia, ci sono sempre scorrerie e incapacità di accordarsi sulla reale percorso tracciato del confine, per esempio. C'erano poi i raid, che erano incursioni programmate in profondità con devastazioni sistematiche. La guerra vera e propria era una cosa piuttosto rara e leggiamo qui è guerra soltanto nel 20% di tutte le sue manifestazioni. Una guerra doveva essere dichiarata da chi era un capo riconosciuto. Solo a quel punto era guerra, solo a quel punto ogni saccheggio e ogni sopruso, ogni violenza era lecita, si poteva fare preda, si poteva anche in qualche modo sottomettere conquistare territori, per esempio. E quello che dobbiamo dire comunque è che tutta questa che a noi sembra violenza forse gratuita, in effetti è anche un mezzo di sussistenza di queste popolazioni che dovevano integrare quel poco che l'agricoltura dava loro nei loro territori. E nasce quindi il prototipo, il primo castello, nel X secolo. Nel X secolo, sul finire del X secolo, troviamo già nel nord Italia almeno 500 castelli di questo tipo. Quindi un sito naturalmente forte, sopraelevato, sul quale si va a costruire una piccola difesa, perché si tratta di una palizzata, una sola torre in legno e pietra, fossati e terrapieni, ecco, cose piuttosto semplici, ancora primitive, che però in caso di invasione fanno sì che questi, per esempio, i cavalieri arcieri veloci non possono rallentare per un obiettivo così limitato. Loro devono entrare in una città, devono entrare velocemente, devono affrontare il nemico in velocità, scontrarsi in quel modo, altrimenti, come è successo poi alla fine, persero perché si misero ad assediare una città, cosa che non erano in grado di fare. Ma tornando a noi, il rapporto fra sito naturale, area difficilmente accessibile, torre piccola palizzata, ecco, questo è la nascita del castello, così poi verrà
sviluppato in seguito. Nell'undicesimo e XII secolo già abbiamo, dopo il grande successo, quel primo nucleo che viene stato fortificato, si sviluppa una serie di fortificazioni, vengono sviluppate, vengono, come si può dire, hanno successo appunto, vengono perfezionate, il mastro diventa in pietra, la porta per il mastro viene sopraelevata, c'è una scala che si può ritrarre, le mura sostituiscono man mano le palizzate, il percorso esterno viene studiato in senso orario per far avvicinare il nemico alle mura, con il lato destro che è quello dove brandisce l'arma e che quindi non è coperto dallo scudo che è sul lato sinistro, quindi il lato destro è quello sul quale posso tirare dalle mura, dalle palizzate in modo molto preciso, e qua si comincia anche a fare delle valutazioni sulle distanze di tiro, che se viene introdotta la balestra. Le distanze di tiro che per l'arco, in tutti i periodi, l'arco è costituito così da un elemento in tasso italiano, eccetera, l'arco standard, diciamo così, usato nel nord-est Italia, nel nord Italia, ha un tiro preciso quando si intende tiro teso, cioè non curvo, non tirare in alto, ma mirare al bersaglio a 55 metri. Viene introdotta nello stesso tempo, attorno al 1200, poco prima, anche la balestra, che è molto più potente, ma viene subito poi a variare gli equilibri. Chiaramente anche il Papa si schiera arma non adatta ai cristiani, ecco, e vorrebbe che fosse usata solo contro gli infedeli. C'è da dire però che un tiro di balestra, il tempo che ci vuole per caricare e per tirare, in quel tempo un arciere tira 12, 13 frecce, e quindi questa è la grande forza dell'arciere che continua ad essere utilizzato per tutto il Medioevo fino alla fine. Solo le armi del fuoco lo metteranno in secondo piano. Nel XIII secolo ormai abbiamo torri di notevole altezza, il castello è diventato qualcosa di grande, compaiono ponti levatoio saracineschi, i crociati stanno tornando, stanno portando tutte le innovazioni viste in Oriente e le stanno adattando a quello che è il castello del nord Italia, dell'Italia in genere. Più cinte di mura, quindi una fortificazione, torri di vario tipo, macchine da lancio per distruggere, sottolineo per distruggere, assalto per conquistare. Cioè si preferisce, Ezzelino da Romano compreso, che era un grande personaggio e ingegnere ricordato per le sue poderose macchine da lancio, che prestava anche i suoi ingegneri agli operatori e a chi aveva necessità, preferisce l'assalto con le scale, perché in questo modo non si distrugge il castello, ma si può prendere e subito si può utilizzarlo per dominare il territorio circostante. Ma non dimentichiamo la corruzione e il tradimento. La corruzione e il tradimento era molto facile che riuscissi a concordare con il guardiano, con quello che teneva il ponte levatoio e che aveva quindi il comando di quel settore. Se riuscivo a corromperlo e cava il ponte levatoio era una cosa più semplice, meno spargimento di sangue per tutti. Arriviamo poi al XIV secolo. Il castello diventa ormai una cosa maestosa che si vede da lontano, prevale quasi sulla difesa naturale, prevale quasi l'aspetto costruito, l'aspetto che si fa vedere da lontano, l'immagine della forza che fa da deterrente strategico e che invoglia molto spesso il nemico a non avvicinarsi troppo, lo fa ragionare, lo impaurisce e fa in modo che spesso solo l'immagine della forza, senza lo scontro diretto, vinca la battaglia. Ecco, quindi la forza usata in battaglia è una forza che si consuma, in
l'immagine della forza come deterrente non si consuma e a volte vince sulla forza che vorrebbe attaccare il castello. Ormai si diffondono gli apparati a sporgere, cose che erano già comparse precedentemente, cioè le parti alte delle torri e delle mura spesso le vediamo non in asse con la parte bassa della torre, ma più larghe, sporgono, perché la nervatura è costruita esternamente fuori del muro, ma vedremo poi un esempio particolare. Anche le torri, ponte levatoio, le saracinesche diventano di uso comune. Una grande varietà di torri, vediamo a sinistra una torre scudata, cioè aperta dietro, usata moltissimo a Serravalle per esempio, in cui manca il terzo lato, cioè ho dei piani in cui è facile munire i soldati, approvvigionarli, possono essere cambiati se sono stanchi, ma poi soprattutto anche se la torre venisse presa posso tirare dall'interno del castello sulla torre e riprendermela abbastanza facilmente. Ecco, abbiamo poi una serie di macchine da lancio ormai complesse che minacciano l'integrità del castello. Abbiamo delle torri esterne di avvistamento che spesso sono stagionali, vengono cioè erette se si sa che arriverà un nemico, sono torri in legno, sono i belcredi, i baticredi, eccetera, che consentono di avvistare il nemico da lontano, poi vengono casomai abbandonate nel momento in cui il nemico si avvicina e si ritira il castello. Compaiono le prime armi da fuoco, poco precise, ma fanno un grande rumore e mettono scompiglio in quello che era considerato ormai un'organizzazione, un ordine stabilito. Ecco, da porre in evidenza questa distanza, il tiro di freccia, i 55 metri, in ogni periodo nel nostro territorio il tiro di freccia è un fattore condizionante, diventa quasi un'unità di misura. Nel X secolo possiamo, prima tipologia di fortificazione, abbiamo l'arciere che sta sul terrapieno, che viene schermato dalla palizzata, che abbiamo una spianata, una salita in cui si tenta di rallentare la corsa del nemico, abbiamo il fossato in cui il nemico deve superare la prima prova a 55 metri, è soggetto al tiro preciso, il tiro teso, diciamo così, dell'arciere che tira 12 colpi rispetto al tiro di balestra. Nella fase successiva abbiamo poi che il castello si evolve, abbiamo gli apparati a sporgere, cioè vediamo soprattutto in basso a destra sul pallino blu, vediamo che il merlo esterno non è sovrapposto al muro di cinta, vediamo che l'arciere cammina sul muro di cinta, così come chi ha necessità di spostarsi velocemente. Vediamo un tentativo di assalto con la scala che raramente riesce a essere posizionata così in alto. Noi immaginiamo sempre e sappiamo che lo standard dell'altezza delle mura era di circa 10 metri, una scala di 10 metri, proviamo a immaginarcela pensando magari alle scale contadine dei nostri vecchi, è una cosa assolutamente improbabile. Fosse anche riuscito ad appoggiarla all'esterno dell'apparato a sporgere, c'è la difesa piombante, cioè c'è un foro sul quale viene dotato di olio bollente, terra, acqua bollente, quello che si vuole, c'è una cordonata a una certa altezza che rompe questo flusso che io mi metto dall'alto e che lo dirige in varie parti, fa in modo che venga rotto e che coinvolga tutta una serie di persone che si stanno avvicinando, che si stanno scalando questo sistema ormai avanzato di difesa. Ecco, poi questo stesso salitore che noi vediamo sulla figura di sinistra, visto che le torri sono distanti 55 metri,
è sotto tiro dai due lati, quindi è veramente difficile, comincia a essere veramente difficile pensare a saltare un castello. Quindi l'immagine della forza, torniamo al ragionamento di prima, quando vediamo un castello dobbiamo ragionarci prima, riuscirò, in che modo, come, magari è più facile assediarlo per fame o per tradimento. Ecco, passiamo a fare due macchine da lancio e da assedio. Io ho messo a sinistra il mangano a trazione da torre. Del mangano vengono dette molte stupidaggini, che era una cosa enorme, che gareggiava con il trabucco, che è quella cosa di destra, ma il mangano viene usato molto prima e viene usato anche da poche persone, e nelle prove fatte viene ad essere quello che ho rappresentato io. Poteva essere messo su una torre, poteva lanciare cose abbastanza piccole, 120 metri circa di distanza, era preciso, era leggero, era versatile e era manovrato solo da 3-4 addetti. Era quindi una cosa formidabile se inserita nella sommità della torre, soprattutto per distruggere il trabucco a contrappeso, quindi la grande macchina da lancio che nasce più piccola, ma poi col tempo si ingrandisce e diventa una favola e una fantasia di scrittori che decidono che tirava cose incredibili, ma dalle prove fatte questa macchina, pur essendo potente, tira a 120-150 metri dei proiettili di 120 kg. Questo 3-4 prove fatte nell'800 e nel 900 ci portano a questo. Dovremmo, se vogliamo metterci a difendere posizioni, le incredibili posizioni di tonnellate che vengono tirate, dovremmo trovarli questi proiettili e misurare il diametro. Non si sono trovati in genere proiettili che vanno dai 5 ai 35-30 centimetri di diametro quando si parla di assedio. Questa macchina comunque è molto potente e molto poco precisa, deve essere costruita sul posto, ha bisogno quindi di difese durante la costruzione, per questo il mangano da torre è estremamente importante, perché è preciso e può colpire questa macchina mentre viene costruita, perché è vulnerabile. Addirittura si parla di palizzate davanti al trabucco alte più di 10 metri per poterlo proteggere, però anche una scorreria notturna di qualche cavaliere, una decina di cavalieri, poteva mettere in crisi una costruzione già avanzata di un trabucco a contrappeso. Quindi quello che è diventato un po' il simbolo della grande macchina da assalto, da assedio del Medioevo, in realtà forse va ridimensionato e va studiato meglio. Occorrevano poi degli specialisti per farlo funzionare e una cinquantina di addetti, tra quelli che lo mettevano in tensione, quelli che lo caricavano, quelli che controllavano, eccetera, eccetera. Quindi una cosa di difficile maneggio, diciamo così. E un lancio, è stato calcolato che un lancio aveva bisogno di 2 ore di preparazione. Ecco, allora su questo noi dobbiamo fare delle valutazioni, sulle frecce, quanto venivano tirati, sulle palestre, come tirano, e sulle 2 ore però di lancio di un trabucco, mentre un mangano, qualche minuto e 3 o 4 uomini appesi a quella corda potevano far tirare qualcosa anche leggero ma estremamente preciso per la distruzione. Si arriva poi al XVI secolo, cambia tutto, vengono introdotte le armi da fuoco, va in crisi il vecchio sistema, le guerre ormai sono guerre tra stati, il castello ha senso se ci sono gruppi di castelli coordinati con eserciti che si spostano. Il castello da solo, il castello feudale, non ha più senso. I castelli che è possibile trasformare vengono bastionati, vengono cioè ingranditi con queste torri rotonde che possono portare dei cannoni, mentre all'interno le torri vengono scapitozzate
abbassate, perché un cannone, una bombarda grossa che tira su una torre può paralizzare tutta una serie di corti interne e rendere difficile poi lo scambio delle varie munizioni e lo spostamento dei soldati. Le mura bastionate hanno delle grandi feritoie, delle cannoniere, quindi rispondono ai cannoni e alle bombarde con altre bombarde. Spesso al centro di questa struttura si riconosce, quando c'è un'evoluzione continua del castello, si riconosce la fortezza antica, il castello, la forma almeno di quello che era il castello originario. E arriviamo a parlare un po' più in precisione del nostro territorio. Tra il 1100 e il 1335 si afferma il potere dei grandi feudatari del Camino, ne abbiamo sentito parlare molto bene prima. Viene fortificata Serravalle, ecco che diviene una importante chiusa del Camino. Ceneda città, ma abbiamo detto polo territoriale, che secondo me è estremamente più giusto, dove famiglie nobili spesso in lotta fra loro si contendono il primato di qualche castello, di qualche zona del territorio, e solo dopo il 1340 sul territorio si afferma il potere temporale del vescovo, che dà una certa stabilità diversa. Ormai i Dal Camino sono andati in crisi, dà una certa stabilità al territorio. Il territorio che noi consideriamo è questo, quindi tra Serravalle e Ceneda, con tutta una serie di paesi intorno. Vediamo il quadro centrale rosso, abbastanza. E quello che adesso ingrandiamo, no, prima vediamo questo, ecco, qui abbiamo segnato con i triangoli i castelli di grandi dimensioni, quindi cerchi quelli dei quali si ha qualche informazione, il nome magari ripetuto, ma non necessariamente una collocazione precisa, forse la citazione per una volta, e andrebbero studiati meglio. Comunque spesso sono delle case forti, dei lettori, anche se portano il nome di castello. Ecco, nella parte centrale invece abbiamo Serravalle e Ceneda. Vediamo che Serravalle e Ceneda hanno entrambi, semplificando, 6 castelli principali. I 6 castelli di Ceneda sono raggruppati tra loro in questo nucleo, in questo polo territoriale, si combattono spesso, mentre i castelli di Serravalle si sviluppano, si sono allineati nella chiusa di Serravalle. Serravalle che comincia a diventare importante per nel controllo di quella che sarà la strada regia, e si svilupperà proprio nel momento in cui, come diceva prima, i commerci verso metà del 1200-1300 cominciano a diventare importanti, cominciano a lasciare il segno sul territorio. E veniamo a parlare di Formenega, che si trova a sud-ovest rispetto a Ceneda. Potenti feudatari citati dal 1181, è il più grande tra i castelli feudali cenedese, ha una visibilità verso Ceneda e verso Conegliano, minaccia alla fine la tranquillità dei veneziani. Questo è sempre il pretesto finale per la distruzione dei castelli. Viene quindi demolito da Venezia nel 1378. La vista aerea di questo posto ci fa capire l'importanza dell'agricoltura e del pianoro che viene sotteso a questa fortificazione. La chiesa è rimasta dove un tempo c'era il castello. Molto spesso con la decadenza del mastro del castello prevale la chiesa e diventa così l'elemento dominante del territorio, come è successo per esempio al castello d'Anzuola. E se noi guardiamo la carta, calcoliamo le isoipse, eccetera, non viene fuori dalla fantasia, ma dal calcolo, tutta questa serie di carte che vi mostrerò dopo. Vediamo questa colle, questo meraviglioso colle in alto, vediamo in basso delle isoipse concentriche segnate più grosso, adesso si vede la chiesa in cima,
e vediamo due L, credo che si possa vedere, sono i segni punti in cui è stata trovata la muratura scavando, una muratura di 1,20 m di spessore, che era quella che limitava la fortificazione di un tempo. Mura fortissime, ecco, quando c'era per le costruzioni principali, per le parti centrali, per il mastro, si ricorreva a volte a maestranze bizantine. Abbiamo quindi la presenza sulla fortificazione di cerchi murari a secco sui lati esterni e di parti centrali con muri durissimi, calce, che però non è, era stata persa un po', diciamo così, la ricetta nei nostri territori, è portata avanti da maestranze specializzate di solito orientali. Ecco qua nello stesso territorio, per dissolvenza, vediamo il castello come doveva essere, in alto, allungato lungo la collina, con delle difese esterne, perché vediamo che nella parte sottostante, pur essendo posizionato in un rilevato notevole, c'erano delle possibilità di accesso, e quindi io ho segnato con dei triangolini e dei semicerchi i punti in cui io avrei posizionato delle macchine da getto, delle macchine per distruggere qualcosa. Mentre con il segno continuo blu-viola vediamo il limite del tiro di freccia. Ecco, anche qua, ecco, poi abbiamo una linea fortificazione temporanea, una linea che certamente veniva coltivata, dove era meglio sistemare appunto le torri di avvistamento, eccetera, magari ritirarsi in caso di attacco nella parte centrale della difesa, la parte in blu e la parte principale dove adesso c'è la chiesa. Passiamo poi al castello di San Martino, promontorio inaccessibile, si protende verso il Vittorio Veneto, è veramente un sito a vocazione difensiva militare, la sua esistenza è attestata dal 1170, nel 1283 il vescovo ne acquista una parte, ma lo occupa solo dal 1340. E sullo sfondo a sinistra, piccolissimo lontano, c'è qualcosa, c'è quel profilo che è il castello di Formiglia. Vede, quindi può segnalare, riceve le segnalazioni del castello di Formiglia. L'altro lato del castello, rivolto che è dietro le spalle di Vittorio Veneto, vediamo la torre principale che ha l'accesso in alto, vediamo bifore in alto. Le bifore vuol dire che lì in qualche tempo è stata, quei vani sono stati abitati in qualche modo. Era la parte più protetta della torre, le bifore sono solo sul lato interno, poi per la parte più interna, più alta, difficile da raggiungere per un eseguitore. Controlla la strada da una posizione arretrata, domina Vittorio Veneto. Ecco quello che viene fuori dalla costruzione dell'esoipse del terreno circostante è proprio un castello come ce lo immaginiamo noi, un castello medievale che è su un spuntone di roccia. Dietro però vediamo qualcosa di scuro, perché la collina si inerpica ancora verso la rocca ceneda, mentre sulla destra abbiamo una postazione che certamente doveva avere delle torri di guardia di pensi. Ecco, se io immagino la fortificazione in piena efficienza, devo considerare che rispetto alla linea tratteggiata rossa che vedete lì, forse poteva arrivare qualcuno a mettermi una macchina da getto di importanza notevole per poter nuocere al castello. Il tiro di freccia si vede che copre una distanza minore, come abbiamo detto, però il tiro di freccia è agevole, posso uscire, fare rapidità, un'incursione, e se c'è qualcosa in costruzione la demolisco. Il castello di San Martino, ancora nel 1800, non è quel castello che diventa il castello bastionato, è il castello che si sta trasformando, rimane qualcosa di possente, rimane un'immagine della guerra del Medioevo, ma si sta trasformando in un edificio ben conservato. Non è ancora una villa, perché vuole essere il castello del vescovo, ha però molte caratteristiche ormai
che richiamano la villa. Le torri vengono inglobbate nelle murature e rimangono sulla sinistra disabitate le due torri principali che pian piano andranno in rovina. Successivamente vediamo un attimo la rocca. Il primo particolare che vediamo è il muraglione. È riuscito anche questo, il drone che abbiamo usato si è avvicinato molto, ci fa vedere una cosa fortificata notevole. Andiamo avanti velocissimi, tutta la parte alta di questo colle mette in evidenza sulla destra un muraglione che doveva essere più alto, che era quello che anche negli affreschi che ho alla mia destra in alto faceva sembrare ci fosse un grande edificio e una piana da coltivare. E questo è quello che si vede. Notiamo in queste carte la grande pendenza che c'è per raggiungere la sommità del colle, quindi difficile notare con le scale, devono portare una scala di 10 metri a ridosso delle mura, è una cosa difficile da fare. La ricostruzione è di questo tipo: la parte centrale è quella che è sottesa al muraglione, viene sopraellevata, altre mura sono state trovate da arnosti, da possenti e recintavano la parte alta del colle che veniva coltivata e quindi difesa naturalmente dalla pendenza. Ecco, ormai avete capito come rappresento queste cose. Nel 300 i trevisani, nel momento in cui c'è una crisi da camino, certi trevisani che facciano da camino vogliono tenersi la rocca, la visitano, ci sono delle relazioni, ordinano la costruzione di 2 velcredi di apparati a sporgere. Questo ci dà l'idea anche di quando arrivano gli apparati a sporgere nel nostro territorio e delle torri esterne di avvistamento che vengono costruite. Infine vediamo Serravalle che ringraziamo il drone, si fa vedere finalmente il mastio che ha 2 aspetti diversi a destra e a sinistra. La parte di sinistra è quella che guarda la porta della Muda e lì ci sono 3 lati di grandi dimensioni. La parte di destra ha 6 lati e non 7-8 come ho visto in altri disegni, ha 6 lati e è completamente diversa dalla parte di sinistra. Quindi 2 ruoli, 2 modi di utilizzo del mastio completamente diversi. Nella parte in basso a destra siamo ancora all'interno della cinta fortificata, siamo però nella parte inferiore dove c'era l'accesso facile delle popolazioni in caso di guerra, ma vediamo che anche da questa parte il castello ha dei muraglioni più alti di 10 metri che non consentono l'attacco. E questa è la vista sul lato opposto. Forse vediamo a sinistra qualcosa della porta della Muda, si vede il basso a sinistra, siamo sempre nella corte inferiore, si vede la grande difesa tra la corte inferiore e la parte militare del castello che è la parte superiore. Quest'altra visione ci fa vedere in basso a destra la porta della Muda e ci fa vedere, spero che si veda, mi pare di sì, che davanti al mastio ci sono degli spalti di quote diverse. Mi pare di capire che la cosa non è stata messa in evidenza finora. 3 spalti, 3 ordini di tiri più un ordine di tiro dal mastio. E questa è la grande potenza di questo castello che nasce quindi per la difesa della porta e della strada. Questa è la visione di una testa, vediamo che qua l'altezza della corte inferiore, l'altezza dalle mura, il mastio era molto più alto e sulla sinistra poi è stato tagliato. Castello di Serravalle, Castrum Caminese, è sempre lui, vediamo una grande differenza proprio nel disegno, nella parte di sinistra e nella parte in alto a destra, che è quella militare, e nella parte in basso a destra, che è quella dove poteva casomai entrare la gente in pericolo. Il castrum viene così suddiviso. Abbiamo un mastio, abbiamo una porta della Muda, abbiamo una corte alta, una corte bassa, abbiamo un segno che ci dice che in origine non era quello l'accesso, lo spalto finiva contro le fortificazioni. Certamente possiamo
escludere che l'accesso fosse dove si trova quello originale, quello attuale. E abbiamo gli spalti, sono andato avanti veloce, abbiamo 3 spalti più il mastro, 4 ordini di tiri, gli spalti molto larghi, posso mettere delle macchine da oggetto, posso mettere degli arcieri di balestrieri. Difesa incredibile, anche se la guardiamo da questo punto di vista e controlliamo dov'è la porta della muda, vediamo che dal mastro posso già coprire la porta della muda, mentre dai 3 spalti la supero grandemente. Quindi estrema difesa di questa poderosa fortificazione che viene a costituire uno sbarramento incredibile sul lato della porta, dagli altri lati è praticamente inaccessibile, a nord ci sono del frammentato a muratura in modo da poter avere i piedi radenti, ma ormai vi siamo a strapiombo sul maestro. Ecco, l'antica porta doveva essere quella che entrava da questa parte, non certamente là. Qualche punto preciso da identificare, ma non certamente. Vediamo qui Serravalle, lo sviluppo di Serravalle, oltre 2 km di mura, da una collina all'altra, torri scudate distribuite, sì, a nord del castello Serravalle. Vediamo la stessa cosa in sezione, tra l'aspetto e quello veramente della chiusa, torri. Vediamo alla fine un'immagine così simile a quelle che abbiamo già visto, ma questa forse un po' calcolata meglio. Ci sono le case dentro, c'è anche la porta di Sora con lo sviluppo ultimo di Serravalle. Vediamo la cinta, una torre della cinta di Serravalle, una torre scudata, quindi manca proprio il terzo lato, potevo accedere ai 3 lati dall'interno e dare manforte. Vediamo qui la torre nera, la torre snigra, da una posizione raggiungibile perché fatta appunto con il drone. Vediamo la parte di sinistra è quella dove il lato non chiude ad angolo retto, ma c'è una punta. Questa dà la possibilità di deviare eventuali proiettili e dà la possibilità a questi lati sdieghi di vedere su due diverse angolazioni in modo da poter ripetere il segnale molto preciso all'indietro di quello che sta succedendo. San Floriano, l'ultima torre, ormai siamo fine del 300, siamo torre veneziana di avvistamento, fa parte comunque della cerchia di Serravalle e serve per poter dare continuità a questa difesa. Ecco, questa è una cosa ricavata a scuola, da cui è stato spiegato ai ragazzi dell'Evoluzione del Castello come l'hanno interpretato. Io ho finito, grazie. Della presenza, ringraziare soprattutto l'amministrazione per averci accolto, dato la possibilità di ospitare ben 70 persone in questa sala. Ricordo le iscrizioni, da domani l'iscrizione allo IAT per il prossimo appuntamento, che è il 26 settembre, dove avremo il dottor Giovanni Tomasi che parlerà della diocesi di Ceneda dalle origini al Settecento, dottoressa Silvia Bevilacqua, storia dell'arte sacra, architetto Sergio Denardi, edifici monumentali. Ecco, ringraziamo tutti chi è in sala e chi ci segue da remoto, e voglio ricordare per chi è in sala le norme anti-Covid, quindi distanziamento anche in uscita. A presto, grazie.